Amici appassionati, ben ritrovati da Claudio Costanzo e benvenuti a Catania San Pio X, città di Messina, quinta giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone B. Padroni di casa reduce dall'ottimo pari maturato sul campo del Paternò Calcio. Ospiti invece dovranno riscattare la prima sconfitta stagionale subita tra le mura amiche contro il Caltagirone Calcio. Sceglie un 3-5-2 Mister Furnari per disegnare il suo città di Messina con Dino Billè tra i pali, linea arretrata formata da Salvatore Leo, Fabrizio Filista dall'esordio stagionale e Domenico Bombara aggiranno ai loro lati rispettivamente a destra Davide Leo e a sinistra Francesco Di Stefano, linea mediana del campo composta da Francesco Calcagno, Francesco Gardia e Giuseppe Costa, anch'esso all'esordio stagionale. Dietro le due punte scelte da Mister Furnari per questa occasione Mastroianni e Rasà. Risponde all'altro lato Mister Platania con Romano tra i pali, Di Mauro, Pandolfo, Millani, Finocchiaro, Garufi, Sapienza, Marino, Conte, Abate e Ranno. Dirigerà l'incontro il signor Marco Mirabella 10 Reale, suoi assistenti Marta Di Franco e Roberto Caracciolo. Teatro dell'incontro lo splendido stadio Bonaiuti di Mascalucia. E noi con l'ausilio delle nostre immagini possiamo passare a raccontarvi delle ostilità di questa gara che vede il città di Messina in classica divisa bianco-scudata gestire questo primo possesso da sinistra verso destra. Risponde il Caltagirone Calcio in divisa nera con pantaloncini bianchi. Il primo sussulto è degli ospiti con questa azione di Di Stefano che cerca lo scambio con Costa, riesce ad andare sul fondo a mettere il pallone a rimorchio per Rasà che non è lesto però nel primo controllo e rinviene su di esso un difensore avversario. Ancora città di Messina in avanti però con Davide Leo servito splendidamente Cardia, la palla in mezzo per l'anticipo di Rasà sul primo palo, la sua torsione però non è riuscita a centrare lo specchio della porta difesa da Romano. Al 13esimo si affaccia in avanti però il Catania San Pio X con questa punizione che sarà affidata al destro di Garufi, deviato, inganna Billè e porta in vantaggio il Catania San Pio. Sebastiano Garufi con il numero 26 ha sorpreso l'estremo difensore del città di Messina, complice anche una sfortunata deviazione con la schiena di Giuseppe Costa che manda il pallone alle spalle di Billè che è costretto anche dopo pochi secondi ad abbandonare il campo causa infortunio. Al suo posto entrerà col numero 12 Andrea Maisano. Città di Messina però non si perde d'anima e prova subito a riaffacciarsi in avanti qui con Cardio che gestisce magistralmente il pallone, serve l'imbucata a Rasà che non riesce col diagonale a battere Romano. Termina largo il suo tentativo ma è da riapprezzare comunque l'assist del numero 10 del Città di Messina che aveva mandato a tu per tu col portiere avversario il proprio numero 9. Città di Messina che comunque ancora non riesce a trovare il gol del pari. Lavora bene questo pallone Mastroianni, finisce sul destro di Costa che sventaglia dall'altro lato dove c'è ancora una volta Cardia, ferma tutto il signor Mirabella e calcia in porta a gioco fermo il numero 10 del Città di Messina. Viene segnalato questo blocco ai danni di Finocchiaro da parte di Rasà e allora è tutto da rifare per i ragazzi del presidente Lorè. Intanto assiste attonito Mister Platania per il Catania San Pio quando il Città di Messina ha un'altra occasione ancora con Rasà, prova col destro al volo ma ancora una volta non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Romano. Anche sfortunato in questo primo tempo il Città di Messina che però lascia spazio al contropiede per il Catania San Pio che non se lo lascia dire due volte con Antonino Ranno che fa tutto il campo palla al piede, si perde sul più bello regalando la palla di fatto a Maisano. Sarà l'ultimo sussulto della prima frazione di gioco, infatti arriverà di lì a poco il duplice fischio del signor Mirabella che manda le due squadre negli spogliatoi. Qualcosa da rivedere sicuramente per Mister Furnari quando possiamo tornare in campo con l'ausilio delle nostre immagini con il Catania San Pio che ora potrà gestire il vantaggio di una rete a zero grazie alla punizione di Garufi. Corre subito ai ripari però Mister Furnari che manda nella mischia Quintoni al posto di Giuseppe Costa quando però il Catania San Pio ha una clamorosa occasione. Ancora un Garufi che dall'auto di destra mette dentro questo pallone smanacciato da Maisano, la palla resta lì per un compagno ma Filistad sulla linea riesce ad alleggerire per la propria difesa. Terzo cambio per il Città di Messina intanto che manda Genovese in campo al posto di Mastroianni e passa a un più offensivo 3-4-3 Mister Furnari quando Cardia ci prova alla distanza, la palla resta nei pressi dell'area di rigore, finisce sui piedi di Genovese che prova a fare tutto solo, salta un avversario, mette dentro per un compagno, non riesce a trovare Quintoni, ha postato tutto solo in mezzo all'area quando lascia il campo Davide Leo per Simone Alessandro e Calcagno per Codagnone. Trazione iperoffensiva per i giallorossi di Mister Furnari e qui hanno ancora un'occasione con Quintoni che mette dentro. Salvatore Leo salta più in alto di tutti, ma Romano fa buona guardia e manda ancora una volta il pallone in corner, cerca
di sfruttare le traiettorie liftate del neoentrato Quintone in città di Messina. Qui la palla vacante termina sul destro di Genovese, che prova il destro a giro sul palo lungo, anch'esso però non è riuscito a centrare lo specchio della porta, trovando il gol del pari. Città di Messina però continua a premere con Di Stefano, palla dentro, l'indirizzo di Rasà che viene atterrato da Villani, indica il dischetto del signor Mirabello, calcio di rigore per gli ospiti. Tra le proteste del Catania San Pio rivediamo come forse abbia accentuato la caduta il numero 9 del Città di Messina, andrà lui stesso alla battuta, intanto viene anche espulso il numero 24 del Catania San Pio, decimo, che lascia i suoi in inferiorità numerica dagli 11 metri. Rasà spiazza Romano e firma il gol del pari per il Città di Messina, statuaria la sua esultanza. Rosario Rasà alla sua prima marcatura stagionale, firma comunque un gol che risulta importantissimo per i suoi. Al 48esimo anche Salvatore Leo in proiezione offensiva per offrirgli la palla che poteva valere la vittoria. Arriverà di lì a poco il triplice fischio del signor Mirabella, 10 reale, un punto guadagnato dal Città di Messina, ma forse sono anche 2 punti persi per quanto visto in campo. E allora da Claudio Costanzo anche per questo oggi è tutto. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima!